Salve a tutti ragazzi, benvenuti su un nuovo video di Fortnite Night. Siamo qua, io, Peppe e Antonio, che vi dobbiamo dire delle cose veramente importanti per l'evento di stasera. Vai Peppe. Allora ragazzi, abbiamo fatto qualche ricerchina per voi. Sappiamo che vi annoiate, come abbiamo fatto noi al posto vostro. Ci siamo informati su internet, in particolare da uno youtuber che penso conosciate tutti, CypherPK, famosissimo. E non so c'è nessuno. Quindi le informazioni sono più che vere, diciamo, sono confermate al 100%. Parliamo praticamente, quello di stasera sarà un evento epocale che cambierà la storia di Fortnite. È un evento enorme, lo si può capire già solo dalle dimensioni che sono state scoperte di Galactus. In game è qualcosa di incredibile, parliamo di più di 5-6 giga e si parla di una grandezza relativa rispetto alla mappa di 5-6 volte la lunghezza della mappa, quindi sarà gigantesco. Cioè, ma non è che è gigantesco, cioè è 10 volte la mappa. Comunque. Allora, partiamo con 10 volte la mappa è un macello, cioè non è che è poco. Esatto. Partiamo con ordine dalla lato della storia. Allora, sappiamo che Galactus è qui perché è interessato al cosiddetto zero point, il punto zero, che è diciamo, il punto di energia da cui si è originata la storia di Fortnite, da cui hanno origine tutte le mappe di Fortnite e da cui quindi probabilmente avrà origine anche quella che sarà alle rovine, giusto? Esatto, quindi noi ci siamo lasciati la presentazione con appunto con questo punto zero che è esploso a quella che prima era l'autorità, se ricordate, e è esploso creando questa nuova mappa e dando vita, diciamo, a tutti i cambiamenti che abbiamo visto. Questo punto zero è energia pura e Galactus in seguito a quell'esplosione ha captato questa energia e all'improvviso quindi si è catapultato verso la mappa di Fortnite perché vuole impossessarsi di questa energia. Cioè non si potevi fare i cazzi su, effettivamente. Esattamente. Allo stesso tempo se ne è accorto Thor, che ha visto che Galactus è partito come il maiale e Thor quindi Thor Thor nel frattempo. quindi, prima di Galactus fortunatamente, come sappiamo, è arrivato in tempo e ha portato con sé, come avete visto dal trailer di questa stagione, ha portato tutti gli eroi, tutti gli Avengers. Ci siamo lasciati con Thor che una volta giunto sulla mappa ha cominciato, diciamo, ha dato segni di aver fatto la storia. Quindi ha dato segni, scusami Beppe, non ti abbiamo sentito, ha dato segni di squilibrio? Di aver perso la memoria. Vabbè, quei segni di squilibrio ci troviamo. Esatto. Quindi non sapeva più dove si trovasse né cosa fosse successo. E alcuni rumors vogliono che questa, diciamo, questa perdita di memoria sia dovuta all'agenzia. Ricordate in uno dei flashback che abbiamo visto nell'evento finale della scorsa stagione, a un certo punto noi ci siamo trovati Jonesy davanti, che noi eravamo in un ufficio e Jonesy si è praticamente materializzato davanti. Chi è Jonesy? Chi è? Ma Jonesy che è il cantante? Che cazzo è Jonesy? Oh, il personaggino standard di Fortnite. Si chiama Jonesy. Sì, c'hanno pure dei nomi sti scoperte live di Antonio. Madonna mia. Sarebbe la copia di Tfue. Praticamente è Tfue. Ah, ma non è il capitano dell'olandese volante. Ma che dici? Vabbè, comunque e si pensa che capita poi l'olandese volante. che questa gente abbia lavorato per praticamente cancellare la memoria a Thor e quindi è in corso questo dibattito per capire se questa agenzia sia dalla parte di Galactus o dalla parte degli Avengers. Quindi ci sono diversi rumor che purtroppo scopriremo poi la verità solamente una volta che l'evento sarà iniziato. Allora, tra i tanti leak accertati sappiamo che di sicuro l'astronave enorme su cui ci troviamo a inizio nella lobby prima di startare una partita si troverà in realtà sulla mappa, proprio in verticale sulla mappa, quindi si sposterà e probabilmente, esatto, noi ci lanceremo da lì probabilmente per combattere Galactus o non sappiamo come si svolgerà o per combattere Antonio, ma potremmo combattere anche Antonio effettivamente. Infatti caga un po' il cazzo e andrebbe ucciso. Esatto. E
Un'altra essere madre. differenza rispetto agli altri eventi sarà che questa volta non saremo solo degli spettatori passivi, quindi tutti gli altri eventi che abbiamo visto fino ad ora noi semplicemente venivamo catapultati in questo cambiamento, guardavamo da fuori. In questo evento invece è sicuro che noi svolgeremo un ruolo fondamentale. Che tra l'altro aggiungere ai ragazzi finalmente c'è. Penso che era arrivato pure un momento, no? Che ogni cazzo di evento, cioè non dovevamo fare un cazzo e perdere solo tempo praticamente, aspettare e guardare. E se l'evento faceva schifo, praticamente noi non dovevamo pure subircelo per forza. Esatto, quindi finalmente un ruolo importante per noi e che si presume dovremmo sparare a Galactus probabilmente, ma attenzione, si è detto in questi giorni che molto probabilmente noi avremmo avuto la scelta, cioè avremmo potuto scegliere tra sparare e non sparare Galactus, ma in realtà ragazzi vi posso assicurare che non sarà così. Ragazzi, tutti i video che sono usciti sono tutte grandi puttanate che, insomma, solo per attrarre like, view. Anche perché ragazzi è praticamente letteralmente impossibile che ci facciano scegliere onestamente, perché aspettate un secondo qui che c'è qualcuno che mi Terrato uno. Sì, ma perché deve andare per forza in una direzione specifica la stagione. Perciò non puoi scegliere, secondo me. Ma questo non può scegliere la madre che l'ha creato, che è una troia, no? A rosso? Sta sopra, va giù. Ragazzi, un attimo solo, riprendiamo subito il discorso. Purtroppo non siamo forti come Cypher PK a vincere. Esatto, questo è un grosso problema. Questo non sarà una puttana. A rosso su porco bastardo. Oh, mannaggia. Morto. Ottimo. Allora, Dicevamo? Allora, vi stavo dicendo, quindi non avremo alcuna scelta ragazzi, purtroppo. Noi non sceglieremo che cosa succederà. Questo me lo posso fare, no? È tuo? Vai, c'ho le splash. Noi non sceglieremo cosa fare. Non potremmo scegliere se andare in una mappa nuova o tornare in quella vecchia, come molti hanno sperato ovviamente ragazzi. Tra l'altro anche io spererei di tornare nella mappa vecchia, ma non sarà così quasi sicuramente. È tutto già scritto comunque ragazzi, sarebbe assurdo ritornare indietro. Ma a parte, ma la mappa vecchia, scusate, la mappa nuova che c'ha di brutto rispetto alla mappa vecchia? È diversa e basta. Esatto, no? Ma più che altro ragazzi non possiamo scegliere, perché il discorso è semplice. Fortnite, per quanto grande e famoso che sia, non ha diciamo la struttura proprio a livello di server per poter mantenere caricate ma parleremmo veramente di, penso, ma 20, 30, 40, ma pure di più giga di file, cioè sarebbe assurdo. Considerate che la sera dell'evento ci sarà un movimento di persone pazzesco tra tutti gli streamer che ovviamente manderanno in streaming l'evento, quindi è letteralmente impossibile. Ragazzi, uno spasso qua se lo volete. Arrivo. Mio. Non c'è i razzi. Tra l'altro ragazzi, cioè, ne approfittiamo per consigliarvi di entrare nell'evento anche magari un'ora prima, perché probabilmente potrebbe essere molto molto complicato entrarci. Anto, non probabilmente al massimo è probabile pure che crasherà tutto, cioè ma guarda, dalla Epic mi aspetto che non crashi. Dopo tanti anni penso che ha imparato la lezione, non dobbiamo fare questo errore. Spero vivamente che non lo faccia. E quindi ragazzi, niente scelta per noi, ma di sicuro ragazzi avremo un cambiamento della mappa radicale. E questo cambiamento ragazzi sarà accompagnato da una cosa che non vi piacerà: il buco. Il buco nero tornerà. Non si sa me alcuni buchi vi piacciono. Dipenderà dal buco. 105. Sarebbe il buco della mamma di questa, no? Il buco nero ragazzi tornerà e non sappiamo per quanto. Sappiamo anche che questo evento non finirà in una sola serata, cioè l'evento di Galactus non finirà questa sera, ma infatti vedremo sicuramente apparire la scritta To Be Continued, quindi questo vuol dire che dovremmo, forse ci sarà un'altra manche, ci sarà probabilmente non sarà un evento totalmente fine a se stesso.
insomma, porterà con sé altri Esatto. mini eventi durante la stagione. Qualcosa si devono inventare. Esatto. altrimenti- Ci aspettiamo che il cambiamento va a venire lì. Un'altra cosa sicura, ragazzi, è che sicuro avremo un assaggio della nostalgia della vecchia mappa. Di sicuro, perché sono stati trovati nei file di gioco delle notizie Perché siamo hacker, siamo hacker. sugli eventi vecchi. Quindi non so se ricordate quello bellissimo della luce bianca con l'iconica farfalla che si posava sulle dita del nostro personaggio. Vivremo quello di nuovo, è bellissimo secondo me. E Ah, ma la farfalla era quella di Belen. Ah, maronna. forse Eh, questi ragazzi sono... Peppe, scusami, ho fatto un headshot. Cioè, scusatemi, ragazzi. è diventato Babbo Natale per un secondo. Dicevi? No, dove stanno qui? Là sotto. Da dietro. Ma l'hanno curato, cazzo. Aspetta un attimo, lo pusho a questo, mi ha rotto il cazzo. Mi sparano anche da destra, ragazzi, da nord. Da dietro qua. Ovviamente. Ci stanno massacrando. C'è proprio venire da te, 130. da Vincenzo. Ci provo, raga. 36 mi circolo da te. Ragazzi, purtroppo ho una mira di merda, altrimenti sarebbe già morto. Ho dato un colpo di lag di Dio. Terrato. Buono. Oh cazzo, mi hanno cecchinato, va giù. Da dietro. Io mi curo un secondo. Cazzo, la Ok fece. ragazzi, quindi ci dobbiamo scappare, sì. Oddio. Porca di quella troia. Boom. Vabbè, possiamo continuare a parlare, vai. Oh, madonna, da qui. Quindi ragazzi, ovviamente vi rinnovo l'invito ad entrare decisamente prima per cercare di entrare nell'evento, almeno un'ora prima, ragazzi, almeno un'ora prima, per stare tranquilli, per godersi l'evento. E niente ragazzi, questo è tutto. Speriamo ovviamente che sia qualcosa di divertente, che l'evento non sia rovinato da nulla. Speriamo di poter guardare l'evento senza nessun crash, senza alcun tipo di problema. Speriamo di riuscire a entrare tutti. Speriamo che i server reggano. Tra l'altro proveremo, ragazzi, pure noi a trasmetterlo in diretta, ma diciamo sarà complicato. Infatti, però noi ci proviamo, ovviamente. E ragazzi, questo è tutto per ora. Non abbiamo altre notizie. Almeno queste sono quelle. Tra l'altro, per il fatto del coso del passato, secondo... Ah, Peppe, ma c'era anche quella cosa. Mi sono fatto di cose di easter egg, ci stanno. Probabilmente sì, Anto, ma tra l'altro poi c'era quel fatto dei robot di Stark che stanno là a terra, insomma, che forse si dice che potrebbero... È vero. Si dice che possono avere un ruolo importante nella battaglia, cioè ci dicono che forse potrebbero aiutarci nella battaglia contro Galactus. In realtà non è sicura come cosa, perché in realtà non... però sapete, sono fermi lì e non si capisce se... Ecco qua, sono morto anch'io. Incredibile. Infatti sì. Potrebbero risvegliarsi per la battaglia. E mi è fatto venire in mente un'altra cosa che mi stavo dimenticando, che c'è una piccola eventualità, c'è una piccola possibilità che potremmo guidare noi addirittura i bus. E non si sa se tipo scagliarli contro Galactus o qualcosa del genere. Potremmo guidare i bus, quelli ovviamente non con la mongolfiera, quelli diciamo con il motore Stark. Quelli di Stark, diciamo, quindi... quelli modificati. Esatto. E mi pushano e sto per morire. Sistere della morte di Peppe in diretta, ragazzi. Eccolo là, ci prova. Proprio lui, incredibile. Boom. Sta a posto. Ragazzi, quindi oh, terzi però, terzi. Speriamo di vedere il video insieme, di riuscire a streamarlo. Ragazzi, seguiteci sul canale YouTube Forte Napoli Night. Seguiteci anche su TikTok, ragazzi, mi raccomando. Non vi dimenticate,
non Ciao sento più ragazzi, ci Peppe. vediamo questa sera.